Direttore, come sta andando questa rassegna 2016 di Vino in Villa? Beh, siamo all'inizio perché sono le prime ore del giorno, della mattinata. Direi bene, considerato che fuori è iniziato a piovere e quindi però vedo come ogni anno che c'è un grande interesse e credo che sia un interesse giustificato perché il 2015 è stata una bella vendemmia e i primi risultati, i primi giudizi sulla vendemmia sono lusinghieri, una grande complessità e una bellissima piacevolezza, quindi questo è il momento di presentazione. Nei prossimi mesi avremo, come dire, un arricchimento ancora maggiore del prodotto e quindi credo che sia un'annata bella, positiva per la qualità, e anche i primi 4 mesi dell'anno ci dicono positiva sul mercato, insomma continua il favore sia in Italia del pubblico, dei consumatori, sia in Italia che all'estero. Il pubblico ha dato un riscontro positivo, la presenza dei giornalisti è molto significativa, se pensiamo che sono oltre 50 giornalisti stranieri che vengono per la prima volta a conoscere, a vedere il nostro territorio. L'obiettivo è quello di far conoscere il territorio proprio a queste persone che poi lo possono descrivere e raccontare a un pubblico molto più ampio. Nei giorni scorsi è intervenuta Unindustria Treviso, per la precisione il presidente Nardi di Unindustria, con un appello ai consorzi del Prosecco, quindi delle due DOCG e la DOC, perché per un miglior coordinamento e una migliore azione per migliorare il messaggio del Prosecco all'estero. Lei cosa ne pensa al riguardo? Ma io credo che i contributi di tutti, in modo particolare autorevole del Presidente del gruppo viticolo di Unindustria, sicuramente sono ben accetti e anzi vanno nella direzione di mettersi in discussione nel momento di successo di un prodotto. Credo che questo contributo, che in parte trova un riscontro già su un'attività che facciamo in comune come sistema Prosecco tra i consorzi, abbiamo una società appunto che si chiama Sistema Prosecco e che già lavora per la tutela del nome in tutto il mondo in sinergia tra i 3 consorzi. Questo invito deve ovviamente essere considerato in un quadro nel quale veda un messaggio efficiente, efficace nel mondo, che però faccia conoscere l'articolazione del mondo Prosecco, perché il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore ha una storia, ha un territorio, ha dei costi di produzione che sono indubbiamente superiori rispetto alla denominazione Prosecco DOC.